Allora, ritorniamo qua, chiedo dalla regia, siccome penso che manchino veramente pochi minuti perché il tempo vola, se ci mettono in onda gli altri messaggi che dopo giustamente da casa protestate se non ve li mettiamo in onda tutti, così li possiamo leggere. Nel frattempo, riprendendo un po' la questione che vi vede coinvolti, perché eccolo qua, è lungo, allora lo leggiamo subito. Finalmente qualcuno al governo che cerca di fare gli interessi del popolo e non di un manipolo di eletti che problemi di soldi non ne hanno mai avuti. Le sinistre sono al declino in tutto il mondo perché si sono staccate dal mondo vero delle persone normali. Aldo. Chi devo dire? Io sono d'accordo con Aldo che le sinistre si sono staccate, ma il problema vero è un altro. Il problema vero è che noi rappresentiamo il sindacato. Diceva Rosanna, siamo al congresso, stiamo discutendo con migliaia e migliaia di persone. Andando in giro però io vedo musi duri. Perché non solo musi duri da parte della gente, perché non solo si è parlato di pensioni e si sono ipotizzate delle soluzioni sulle quali il sindacato si vuole confrontare. Noi di pregiudiziale non abbiamo assolutamente niente, le abbiamo detto prima, 62 anni va bene, 41 anni va bene, il problema è come sposiamo queste cose, come si conteggiano e come si ha il prodotto finale, perché noi non possiamo accettare che il reddito dei pensionati sia ridotto. Questo noi non lo accettiamo, tant'è vero che noi siamo per l'aumento delle pensioni, in modo particolare delle pensioni minime. Che dovrebbero aumentare. Ora signora, mi pare. È scomparso. Lei in questo momento non sente più parlare di reddito di cittadinanza, reddito da pensione, aumento delle pensioni minime. Questa seconda questione qua è scomparsa dal quadro. Infatti, e di conseguenza quante persone ci hanno creduto che la loro pensione da 500 euro al mese balzasse a 780? Ma questo quante ci hanno creduto? Esatto, io questa cosa ci tengo a sapere. Scomparsa, signora, e si parla di reddito di cittadinanza. Siamo d'accordo che il reddito di cittadinanza va praticato ai cittadini e non solo ai pensionati? Beh, certo. Siamo d'accordo, no? Assolutamente sì. Ma io penso, ecco, quello vorrei Lei capire. Ha visto com'è l'ultima formulazione? Ce ne sono talmente niente tante. Soldi. Niente soldi a nessuno. No, è una carta. Niente soldi a nessuno. Non è vero che i 500 diventano 7,80 e tu dopo vai a spendere. No? Ti danno una carta, la famosa social card. È giusto, dai. Sì, se no la gente se li metteva sotto il letto, brava, faceva l'accumulo. Andiamo avanti. Ti do per poter vivere, ed te li danno ed è giusto questo, perché per controllare. Tu spenda per vivere. In determinati segmenti commerciali, non su tutti, è vero. E se alla fine del mese non li hai spesi tutti, ti vengono, come dire, confiscati e passano. Ma perché vuol dire che hai potuto vivere? Cioè, ora, questa cosa qui ti serve per vivere? Operazioni assistenziali, la gente si faceva il conto in banca. Operazioni assistenziali di questa natura, è vero, sono totalmente da rigettare per quanto ci riguarda. Allora dargli l'assegno? Inoltre tu mi devi spiegare perché non procedi più sulla linea dell'aumento a 780 euro al mese delle pensioni minime. Questo è interessante, questo è capirlo. Questo è il punto. Di conseguenza, come vede, parliamo di pensioni, parliamo di quei 10 miliardi, si dice che tu vuoi mettere su quel versante, e adesso veniamo a questo secondo aspetto. Perfetto, io interrompo un attimo, questo qua dell'aspetto delle pensioni minime da alzare, appunto, è un grande punto di domanda che noi vogliamo capire. Messaggio un attimo, se cortesemente dalla regia lo metti in onda, che lo leggiamo, che io non ce l'ho visto, intravisto. Finalmente qualcuno, no, questo l'abbiamo già letto, quello dopo, quello di Aldo l'abbiamo già visto, c'è stato un altro che non ho letto, non so quale sia. Chiunque sostenga la validità della Fornero lo elimino dalla mia mente, fosse anche Presidente della Repubblica. Noi non siamo fra quelli. Esatto, non è il sindacato dello Spino. Il sindacato non ha mai riconosciuto. Assolutamente. Come puoi dire, come diceva Rosanna, che abbiamo fatto solo 4 ore di sciopero, questo è anche vero, ma che il sindacato si sia appiattito o abbia accettato la Fornero, questo non è assolutamente. Tant'è vero che noi siamo per dire riforma della previdenza. Infatti, per toccare questo aspetto della pensione minima, che effettivamente c'è stato, quando sapremo qualcosa di più? Appunto, non lo so. Non lo so, nel senso che
Allora, c'è stato ancora prima del contratto, quando il Movimento 5 Stelle parlava del reddito di cittadinanza, a un certo punto si è reso conto che non poteva limitarsi a una certa categoria di persone, no? Perché se parli di reddito di cittadinanza a 780 euro, i pensionati dicono, siccome a livello pensionistico avevamo una pensione di cittadinanza, che è la pensione sociale, no? Che è sempre stata prevista, quindi dai 65 anni, allora c'è sempre stata una pensione di sussistenza, di aiuto rispetto alla povertà, perché nessun anziano si trovasse nella povertà assoluta, certo, di morire di fame, e quindi hanno dovuto pensare anche a una pensione di cittadinanza a 780 euro. E però credo che ci siano dei problemi rispetto a questo, e anche trova in qualche modo risposta anche sempre nella nostra piattaforma, perché io parto sempre da là, perché noi siamo sindacato e contrattiamo. Velocissima che siamo in chiusura. Noi avevamo previsto la 14ª per le pensioni di tipo previdenziale, perché le pensioni da contributi si differenziassero un po' di più da quelle assistenziali, certo, come la pensione sociale, perché sennò il rischio è quello che uno dice: ma scusa, perché io lavoro, metto via i contributi, se poi dopo tanto, certo, prendo uguale? Perché in queste forme, no? Quando si fa assistenza, bisogna avere professionisti che siano in grado di valutare bene la situazione della persona, familiare e quant'altro. Io penso che non basta, per esempio, per il reddito di cittadinanza un centro per l'impiego, che poi siamo molto indietro, ma ci sono sistemi più complessi che vanno elaborati. Ma le figure professionali, le assistenti sociali, che sono in grado veramente di valutare, perché siamo il paese dei furbi. Infatti è quello un po' il problema, quello è il problema che vi dicevo prima. Velocissima, la social card serve a chi soffre la povertà, non per fare accumulo. In tal senso mi sembra ovvio che se non li usi entro fine mese ti vengano tolti, vuol dire che non ti servivano. Detto questo, io ringrazio i nostri telespettatori di aver partecipato, come sempre molto attivi. Iscriveteci, poi noi gireremo le domande ai nostri ospiti che torneranno. Grazie allo SPCGL di aver collaborato. Ovvio, nulla di certo ancora, speriamo che la prossima volta di avere qualche elemento in più su cui discutere e dibattere, poi naturalmente gli approfondimenti. Grazie ancora a voi, buon lavoro, buoni congressi, grazie, alla prossima. Grazie.